Forza Italia si insedia il nuovo comitato provinciale del partito, gran lavoro in vista delle prossime elezioni. Dolore e commozione per l'arrivo a Porto Empedocle degli 11 migranti morti nell'ultima tragedia a largo di Lampedusa, anche il feretro bianco di una bambina. Presentato a Cattolica Eraclea il progetto di recupero e ristrutturazione del teatro. Grande occasione per la città, dice il sindaco Borsellino. Danzi e Carmina, la VAS per il rigassificatore va rifatta, lo dice anche l'Unione Europea. Il sindaco di Santa Elisabetta: al nostro comune nessun rilievo sull'inchiesta che ieri ha avuto arresti eccellenti, noi parte offesa, candidato Gaziano non ne tragga profitto elettorale. Hikikomori, allarme anche in Sicilia per adolescenti che rifiutano i contatti sociali, l'intervista al sociologo Pira. Eventi: chiusa ieri la stagione teatrale al Palacongressi, la reliquia di Livatino a Copertino, la presentazione del libro Tindaro, la grua è un museo a Siculiana in memoria di Ayrton Senna. E a tutti bentrovati dalla redazione di TV Notizie. Sono giornate in cui ci sono grandi lavori per la politica in vista delle imminenti elezioni. Apriamo con Forza Italia che sta scaldando i motori per le prossime europee e oggi ha insediato il nuovo comitato provinciale del partito. Lo ha fatto alla presenza del vice coordinatore regionale, onorevole Riccardo Gallo, del deputato Margherita La Rocca Ruvolo. Noi li abbiamo sentiti e con loro i forzisti Piero Marchetta e Maria Antonietta Testone. Sentiamo. Forza Italia sta avendo una controtendenza e c'è tutto un popolo di moderati e di persone che stanno avvicinando a Forza Italia, persone che non facevano più politica e si ritrovano su Forza Italia, sulla guida di Tajani e sulla scia del nostro leader, il presidente Berlusconi. Oggi ci sarà l'insediamento del partito e poi faremo tutti gli organi di tutta la provincia del partito, dando a ognuno dei paesi la responsabilità di dirigere il nostro partito e andare avanti. Unito il centrodestra vince e, come voi sapete, tante persone del centrodestra, essendo unite e non andiamo in maniera divisa, possiamo vincere perché il vento è totalmente di centrodestra e stiamo lavorando bene con la guida del presidente Schifani e della Meloni nel campo nazionale. Noi stiamo lavorando ormai, per la verità, da anni e da mesi. Gli ultimi mesi sono stati mesi intensi, tutti sapete, siamo stati chiamati prima ai congressi provinciali, Agrigento ha fatto il suo, abbiamo avuto e dato un risultato importantissimo, abbiamo fatto il congresso nazionale. Questo partito è un partito in crescita, bene si presenta nella Casa dei Moderati, ci riteniamo dei moderati. Oggi ad Agrigento l'appuntamento è importante, per quale motivo? Perché si insedia e si legittima il comitato provinciale che era stato designato. Da qui parte poi quella che è la ramificazione del partito in tutti i comuni della provincia, con gli assetti che dovrà avere, con i coordinamenti, con i dipartimenti eccetera. È ovvio che in tutto questo gli appuntamenti elettorali non mancano mai e abbiamo il prossimo appuntamento maggio e giugno per le amministrative e per le europee. Anche per questi appuntamenti ovviamente stiamo lavorando in sinergia intanto col territorio, con i nostri elettori. Io e l'onorevole Gallo non siamo altro che i portavoci di quello che gli elettori ci hanno chiesto di fare. Tutto questo lavoro, che è stato tantissimo, è stato un lavoro meticoloso, un lavoro di radicamento, non è frutto solo del nostro impegno, ma ovviamente è frutto dell'impegno di tutti i nostri sostenitori, dei nostri elettori, degli amici che ci stanno sostenendo. Lavoriamo in team, abbiamo fatto una squadra e questa squadra è quello che oggi si presenta alla provincia di Agrigento per poter continuare su questa scia. Indubbiamente questo è un momento importante per Forza Italia e Agrigento.
si riunisce il Pleno Provinciale dopo il congresso ed inizia tutta l'attività in un'ottica chiaramente di rilancio e di affermazione di Forza Italia. Forza Italia sta raggiungendo e ha raggiunto nelle recenti elezioni ottimi consensi e noi, forti della presenza sul territorio che abbiamo avuto, speriamo di affermare appunto la nostra attività, le nostre proposte e soprattutto in questa campagna elettorale delle europee ci misureremo forti dei nostri valori, forti della nostra posizione di moderati nell'ambito del centrodestra che credono fortemente anche nei valori dell'Europa. Il movimento femminile che io mi onoro di presiedere è attivo da quasi 4 anni, si insedia in piena pandemia e comunque abbiamo sempre svolto un'attività che non si è mai fermata, dando un contributo al partito, anche perché Forza Italia è un partito che da sempre ha dato grande spazio alle donne, dando compiti, ruoli amministrativi, ruoli di governo che altri partiti invece non hanno mai dato. Un impegno che si è manifestato in azioni concrete, con fatti e non con parole, come invece spesso viene fatto da altre fronti politiche. E parliamo adesso di lavoro perché c'è una nuova tranche di stabilizzazioni all'ASP di Agrigento e partirà proprio a decorrere dal prossimo 1° di maggio. I provvedimenti sono stati disposti dal commissario straordinario Giuseppe Capodieci e riguardano questa volta 74 operatori sociosanitari che proprio nel corso della prossima settimana saranno convocati per la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato a 36 ore settimanali. E adesso la tragedia, il dolore e commozione a Porto Empedocle all'arrivo delle salme stamattina dei migranti morti nel corso dell'ultimo naufragio avvenuto al largo di Lampedusa, 11 bare e anche una bianca, c'era una bambina, noi eravamo lì. Prefetto, una scena che si ripete purtroppo a Porto Empedocle, oggi con l'arrivo di 10 adulti e una bambina. Sì, oggi in particolare la scena si ripete in maniera più impressionante perché abbiamo avuto ben 9 morti in un solo evento. Il naufragio in acque SAR maltesi a 30 miglia nautiche da Lampedusa verso sud, quindi grosso modo a metà strada con la Tunisia. È successo che quando già il mare si era guastato è stata fatta partire un'imbarcazione in condizioni ovviamente proibitive ed è alla fine accaduto l'inevitabile, cioè la barca si è capovolta, la nostra motovedetta, la motovedetta della Guardia Costiera Italiana l'ha trovata già capovolta con diversi occupanti dispersi, alcuni cadaveri, 2 persone in fin di vita che purtroppo sono spirate successivamente e una ventina circa di superstiti invece fortunatamente vivi, esattamente 15 uomini e 8 donne. 23. Dove saranno traslate? Le bare sì. di feretri saranno traslati nei cimiteri della provincia di Agrigento. Deve essere occasione questa da parte mia per ringraziare i sindaci, tutti disponibilissimi. Pensate che andranno, tranne 2 che vanno a Palma di Montechiaro, per il resto vanno tutti in cimiteri differenti, da Santa Elisabetta a Raffadali, non li nomino tutti per non dimenticare nessuno. Quello che è importante è evidenziare che tutti i comuni e i sindaci che li rappresentano di questa provincia dimostrano al meglio le migliori virtù siciliane, cioè l'accoglienza, la generosità e la disponibilità. Anche Agrigento accoglie purtroppo queste salme che sono arrivate, diciamo, l'ennesima tragedia del mare. Si ripete sempre questa ennesima tragedia, questi episodi così che toccanti. Peraltro io l'ho vissuto in veste anche di medico quando ero dirigente qui a Porto Empedocle e ora mi trovo come sindaco di Agrigento ad accogliere queste salme. È una storia infinita, io spero che l'umanità si possa svegliare per mettere
Santa Elisabetta anche qui ad accogliere queste salme che insomma tristemente purtroppo arrivano sempre. Sì, assieme ad altri colleghi abbiamo sempre e comunque come comunità manifestato la disponibilità ad accogliere le salme dei naufragi. Il nostro piccolo comune comunque, come ogni ricorrenza, abbiamo offerto la possibilità di un loculo ad un poco fortunato ignoto che è, come dire, vittima del naufragio del 10 ultimo scorso. Sono momenti difficili ma che connotano l'esperienza anche delle amministrazioni in un territorio come il nostro, che è un territorio frontaliero, e siamo chiamati sempre e comunque a dare con ogni mezzo, con ogni disponibilità suffragio e supporto in momenti anche così difficili. Noi per la verità siamo stati sempre accoglienti e disponibili verso le comunità, soprattutto le comunità islamiche. Il nostro piccolo paese ospita da sempre, da oltre 15 anni, anche un centro di accoglienza ormai dispiegato nel tempo, organizzato e strutturato, e daremo anche, come dire, dignitosa sepoltura nei giorni a venire, una volta che la salma raggiungerà il nostro cimitero, anche coinvolgendo la comunità e coinvolgendo la comunità, diciamo, dei profughi che ospitiamo nel nostro piccolo comune, per dare anche risalto e doverosamente la giusta misura ad un evento di questa natura, sempre e comunque disponibili verso la prefettura e verso il governo a dare una mano nei momenti di difficoltà. Un concorso di progettazione per la riqualificazione del centro storico di Favara è un'idea degli architetti che è stata lanciata in occasione del workshop Paesaggi aperti per abitare a Favara. Secondo gli architetti è opportuno fruire delle risorse stanziate dalla regione siciliana con l'ultima legge di stabilità per bandire un concorso di progettazione per la riqualificazione di piazze e cortili nel centro storico di Favara, un messaggio che è stato lanciato proprio ieri dal presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendolo, intervenuto al workshop. E questo è un obiettivo importante per il Comune di Cattolica Eraclea, che oggi ha presentato ufficialmente il progetto di ristrutturazione e recupero del teatro di Eraclea Minoa. Il sito, come sappiamo, è gestito dal Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento, che ne ha curato l'affidamento alla ditta che se ne occuperà, e nei giorni scorsi era stato presentato ad Agrigento. Oggi è la volta di Cattolica Eraclea direttamente interessata. Sentiamo. Oggi presentazione qui a Cattolica Eraclea del progetto per il rifacimento, la nuova struttura di Eraclea Minoa. Ecco, il Comune ha voluto, diciamo, oggi fare una presentazione ufficiale alla città e ai suoi cittadini. Sì, oggi è un giorno importante per Cattolica Eraclea, perché si è voluto assieme al Parco Archeologico presentare il progetto sia ai cattolicesi sia nell'intero territorio, perché con questo progetto appena viene finanziato e realizzato ci sarà un ritorno economico per tutte le attività commerciali che sono della zona. Sono fiero di avere qua la presenza del questore, di tante autorità, di sindaci, deputati nazionali e regionali, perché se lavoriamo tutti in sinergia raggiungeremo sicuramente degli obiettivi. Ecco, Eraclea Minoa è un punto importante per il turismo di Cattolica, ma non solo, diventa anche un momento teatrale e culturale con eventi, uno per tutti, i teatri di pietra, che anche quest'anno saranno riproposti. Sì, ogni anno cerchiamo di valorizzarlo, ora con l'aiuto del parco cerchiamo di valorizzarlo ancora di più. Ogni anno vengono realizzate tragedie greche e Eraclea Minoa, non dico, è una bella location in cui sarà la spalla della Valle dei Templi, che ci atteggiamo a essere capitale della cultura, quindi dobbiamo cercare tutti i nostri territori che stiamo facendo rete di lavorare in sintonia
e mettere tutte le nostre bellezze, tutte le nostre risorse affinché il turista che viene a Perugia Agrigento rimanga alla Perugia Agrigento. Oggi qui a Cattolica Eraclea per la presentazione ufficiale del nuovo progetto del teatro di Eraclea Minoa. Sì, devo dire oggi lo presentiamo alla intera comunità di Cattolica Eraclea, un lavoro che è iniziato per quello che mi riguarda da quando mi hanno nominato, 5 anni, devo dire un intervento che era dovuto sia per l'importanza del monumento, ma per l'importanza del contesto in cui è calato il monumento. Abbiamo messo in campo insieme all'Ordine degli Architetti una sinergia importante, abbiamo oggi un vincitore di un progetto di progettazione di primo e secondo livello, abbiamo il vincitore, il professore Cellini e il suo team, e abbiamo quindi un restauro che mette assieme valorizzazione e tutela, perché il monumento sarà protetto da una copertura che ne preserverà il degrado, e anche l'abitato antico e l'accoglienza verranno messi in campo per una valorizzazione più ampia. Quali saranno i tempi per la sua realizzazione? Ma ora si devono reperire i fondi. Abbiamo già presentato una richiesta all'assessorato ai beni culturali, abbiamo parlato con l'assessore in questo progetto, l'assessore Scarpinato ci sostiene, e abbiamo presentato questo progetto per circa 7 milioni di euro, sono a valere sui fondi FSC e speriamo di averne l'accreditamento, se possibile, nei prossimi mesi. Insomma, si parte da qui, da un momento di felicità per essere riusciti a portare a termine il concorso di progettazione, ma è l'inizio di un percorso che si completerà una volta che avremo ottenuto le risorse per poterlo mettere in campo. Parliamo di questo concorso di progettazione per il teatro di Eraclea Minoa. Voi siete stati tra i gruppo vincitore? No, volevo dire, noi siamo molto contenti ovviamente di aver vinto questo concorso. Il tema è molto interessante ed è giusto che Eraclea finalmente decida di salvaguardare quel che resta del teatro, ma metta in valore un bellissimo posto dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista anche storico, che è straordinario, che invece adesso è proprio sottosviluppato, non so come dire. È una meraviglia, quindi va valorizzato in tutti i modi. Noi abbiamo cercato di fare il possibile in quella direzione. Insomma, una struttura anche innovativa da un punto di vista architettonico, no? Non particolarmente, noi abbiamo, non so, è molto più tradizionale di quanto non si dica. Forse dei disegni danno l'idea di chissà che cosa, sì. Ma in realtà noi facciamo una cosa che è molto seria, molto tranquilla, molto... Poi oggi cercherò di spiegarlo anche meglio nel dettaglio, perché come al solito quando si parla di progetti uno vede l'immagine e subito parla, bisognerebbe vedere bene quello che abbiamo fatto, che è una cosa molto ragionevole, diciamo. Noi abbiamo cercato di fare le persone serie, diciamo, non gli artisti, non so come dire. A me ha suscitato l'idea di una prua che vede il mare? No, il punto vero è un altro, è che quella città è nata sul mare e il teatro era fatto, come tanti teatri greci, con una prospettiva aperta sul mare. Oggi questo è del tutto perduto, purtroppo anche il teatro materialmente, quindi il problema era proteggere quello che ci è rimasto, è una reliquia, ma salviamola, e poi ricostruire in qualche modo il paesaggio intorno e permettere a un visitatore di percepire com'era messo quel teatro. Anche perché la struttura della pietra è una struttura, diciamo, che si sfarina molto, insomma. Lì c'è stata una serie, oggi cercherò di spiegare, ci sono stati una serie di errori storici dovuti anche alla buona volontà, ma alla fiducia di cose che avrebbero dovuto funzionare ma che non hanno funzionato. Per esempio l'uso di cose chimiche, per molto tempo è stato pensato che fosse la soluzione. Scusi tanto, devo spegnere ecco, che le cose chimiche fossero la soluzione di tutto. In realtà sono una cosa che ha aggravato i danni. Poi l'uso del perspex, eppure quello ha creato delle serre, cioè di fatto quegli interventi degli anni 50, invece di essere, pur essendo ben intenzionati e moderni, invece di essere
utili sono stati distrutti, questo è il problema grave. Però c'è rimasto comunque il teatro, per quanto molto rovinato, molto peggio di prima quando era scavato, per cui va protetto, va, come dire, mantenuto efficacemente, non in modo illusorio. Coprirlo di vetro, di cose non significa niente, non serve a niente. Anzi, recuperarlo è quello che si può. Uno recupera quello che, cioè, se hai una cosa antica la devi proteggere perché è una memoria e poi ricostituire le condizioni naturali in un posto senza pensare che si possano fare miracoli. Parliamo adesso del rigassificatore di Porto Empedocle, sul quale si pongono tante domande, tanti temi, l'ambiente in primo luogo. Oggi una nota delle deputate Danzi e Carmina del Movimento 5 Stelle dicono la Commissione europea ci dà ragione, la valutazione di impatto ambientale per il rigassificatore di Porto Empedocle va rifatta, gli impatti ambientali non sono ignorabili, e continuano in questa nota dicendo che l'autorità competente deve accertarsi non solo che la valutazione di impatto ambientale sia attuale, ma che siano anche presi in considerazione i probabili effetti significativi sull'ambiente alla luce delle modifiche del territorio. Per i pentastellati il rigassificatore prevede un significativo impatto su 2 siti Natura 2000 e dovrebbe sorgere a ridosso della Valle dei Templi di Agrigento, con un forte rischio che possa venire esclusa dall'Heritage List dell'UNESCO. Torniamo a parlare adesso dell'inchiesta sulle attività del distretto sociosanitario di Agrigento, che nei giorni scorsi hanno portato in carcere il capo dei vigili urbani di Agrigento, Di Giovanni, per un appalto che interessava anche il comune di Santa Elisabetta, e proprio su questo tema interviene il sindaco di Santa Elisabetta Gueli insieme alla Giunta. Affermano: noi abbiamo fiducia incondizionata nella magistratura, il nostro comune è parte offesa. I dettagli. Sull'inchiesta dell'attività del distretto sociosanitario di Agrigento, il sindaco di Santa Elisabetta Mimmo Gueli e la giunta esprimono fiducia incondizionata nella magistratura, affermando il nostro comune è parte offesa. Questo è il commento del primo cittadino, che esprime incredulità e profondo disappunto per le esternazioni del presidente del Consiglio Comunale, anzi sottolinea candidato a sindaco Liborio Gaziano, che usando la carta intestata dell'ente per avviare la sua campagna elettorale annuncia la proposta di un consiglio comunale straordinario da convocarsi in forma di urgenza per fare chiarezza, lasciando intendere che un terremoto giudiziario che ha scosso mezza Sicilia abbia avuto ripercussioni a Santa Elisabetta. La chiarezza è un obiettivo di ogni amministratore, dice, pertanto tocca a noi spiegare che questa procedura di appalto con 6 diversi lotti di aggiudicazione riferita a tutti i comuni è stata espletata dal distretto di 1 in capo al comune di Agrigento e che il nostro ufficio, al pari degli altri, ha semplicemente completato l'iter di affidamento alla ditta aggiudicataria già individuata, come evidenziato negli atti in possesso dell'autorità giudiziaria. Nessun rilievo, chiarisce, viene mosso alla nostra amministrazione. Detto questo, dice, siamo più che pronti a partecipare al Consiglio Comunale urgente preannunciato dal candidato Gaziano, che all'epoca dei fatti ricopriva la carica di Presidente del Consiglio, invitandolo tuttavia a distinguere tra l'agone politico e il suo ruolo di garanzia. Secondo il sindaco, quale chiarezza e quale verità potrebbero emergere ad esito di un dibattito in Consiglio Comunale se non l'amara constatazione di essere parte offesa come comunità che viene richiamata in modo fuorviante nell'ambito di notizie di stampa gravi e allarmanti. Nessun'altra verità, dice, può essere rivelata se non quella che la magistratura, per la quale esprimiamo incondizionata fiducia, ha già svelato in questi giorni dopo lunghe e articolate indagini. La legalità e il rispetto delle regole, conclude, hanno sempre contraddistinto questa amministrazione ed è una scelta che abbiamo pagato con le minacce e gli atti intimidatori, affrontati sempre con coraggio e a viso aperto. E adesso apriamo un'ampia pagina anche sulla crisi idrica che torna alla ribalta dopo tanti anni in maniera
pesante. Lo facciamo con le prime dichiarazioni, che sono quelle di Musumeci, che non sono confortanti, e dice: per contrastare la siccità la Sicilia deve recuperare 180 milioni di metri cubi d'acqua. A fornire questo dato è stato proprio lui, nella sua qualità di ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e ha spiegato che la regione siciliana ha trasmesso alla protezione civile un elenco di 52 opere da realizzare. Chiede, lui ferma: spero che ci siano i progetti esecutivi, vedremo di trovare le coperture finanziarie. E poi Musumeci ribadisce che la legge dà la possibilità anche di requisire i pozzi privati per fronteggiare le criticità, e lo Stato ha il compito di intervenire dal punto di vista strutturale, ma spetta alla regione provvedere alla gestione della situazione contingente e decidere se procedere con il razionamento. Insomma, non sono buone notizie. Sentiamo adesso per esempio cosa sta accadendo a Favara. La manifestazione di oggi ha dei contorni ben precisi e chiari. C'è il soggetto che protesta ed è il cittadino. C'è l'oggetto della protesta, che è la carenza di acqua e quindi un cattivo servizio, e c'è il destinatario della protesta, che è chi gestisce il servizio, che ha un nome e cognome ben definito, o meglio un acronimo: AICA, che è l'azienda idrica dei comuni agrigentini. I comuni agrigentini appunto sono i 35 comuni che hanno dato la gestione prima a Girgenti Acque, adesso ad AICA, del loro servizio, e quindi sono i sindaci. C'è un consiglio di amministrazione che è stato eletto e votato dai sindaci, quindi il nostro primo interlocutore è AICA e quindi è il sindaco. Naturalmente possiamo anche arrivare al Padre Eterno, nel senso che non piove e quindi la colpa è anche sua, però andiamo per gradi. Il cittadino interloquisce con chi gli dà il servizio, anzi con chi non gli dà il servizio. Insieme all'amico Peppe Moscato abbiamo organizzato questa manifestazione di oggi, una manifestazione senza colori politici, ma per rivendicare il diritto all'acqua. Abbiamo fatto 2 manifesti: Favara a sete e l'acqua quale vita, e noi vogliamo vivere, perché oggi questo diritto, il diritto ad avere l'acqua giornalmente, qua soprattutto nel nostro territorio a Favara, sta mancando, e questo non è più tollerabile. Speriamo che i cittadini capiscono il senso di questa protesta e alzano la testa e iniziano, e così, in modo tale da far arrivare questo messaggio a chi gestisce, quindi l'AICA, a chi gestisce questo servizio, che Favara è stanca, i cittadini sono stanchi e non possiamo permettere, devono trovarci le soluzioni, perché non possiamo stare senza acqua per settimane. Il problema è dato, la siccità ha fatto la sua parte, ma il problema è dato alla gestione per 2 motivi. Uno, principalmente, che abbiamo le reti idriche che perdono circa il 60% di acqua, e quindi ovviamente l'acqua che viene messa in rete la maggior parte viene persa, e l'altro che non sono ben organizzati con la distribuzione dell'acqua. Per esempio, molti cittadini lamentano il fatto che sul sito dell'AICA spunta una turnazione che poi non viene rispettata, e questo va a creare gravi danni, perché se io aspetto una settimana e so che oggi mi arriva l'acqua e poi mi posticipano l'arrivo dell'acqua, e poi quando il giorno che mi segnano mi dicono che viene soppressa, poi sono costretto a comprare l'acqua tramite cisterne, e poi non riesco poi a approvvigionarmi dell'acqua che mi darà poi nei giorni successivi acqua, e quindi AICA, e quindi ho un doppio danno. Sì, effettivamente non capita tutti i giorni di vedere una piazza piena di gente che protesta per un servizio che non c'è. Noi come consulta di AICA abbiamo allarmato chi di dovere, che sarebbero le istituzioni
i vari sindaci, le varie assemblee dei sindaci che sono in AICA e in ATI, già in anticipo, perché prevedevamo che si stava preparando una crisi idrica senza precedenti. Abbiamo inviato anche al prefetto diverse lettere, diverse missive in cui avevamo proposto una serie di iniziative urgentissime a carattere di ambito provinciale per evitare che ogni estate, perché è stato questo diciamo il trend del servizio idrico, ogni estate i cittadini soffrissero la sete. Oggi invece, con la carenza delle piogge, le carenze infrastrutturali e le carenze gestionali di un servizio idrico che parte dall'assemblea territoriale idrica e ricade sui cittadini, addirittura è accentuato dal fatto che c'è carenza di piogge. Noi avevamo chiesto con forza anche al prefetto tutta una serie di interventi preparatori, perché il servizio idrico non si fa facendo le preghierine perché piova, il servizio idrico si fa programmando gli interventi sulle reti idriche Colabrodo, sugli invasi, sul reperimento di nuove fonti di approvvigionamento, tutte cose che adesso in virtù di un'emergenza lasciata maturare in questo modo, si sta cercando di fare con la fretta e in maniera estemporanea. E abbiamo sentito Favara si mobilita e anche a Porto Empedocle la situazione è molto complessa e difficile. Noi abbiamo raccolto le proteste di un cittadino. Una testimonianza da Porto Empedocle a un cittadino che non riceve acqua da tempo. Ecco, quali sono le problematiche da lei anticipateci poco fa? Allora io le dico solo una cosa, che acqua arriva quando arriva una volta o due volte alla settimana, 2 giorni consecutivi, acqua a quinto piano non arriva. Dove abita lei? Identifichiamo la zona. In via Siracusa numero 2. A Porto Empedocle. Prima c'erano le autobotte che si potevano chiamare, ora ce l'hanno tolti e quelle che non abbiamo acqua possiamo morire. Io questo solo voglio dire ai signori dell'AICA, e non mi interessa chi sono e chi non sono. A me mi interessa che una persona apra il rubinetto e trova un pochettino d'acqua, che nelle mie condizioni l'ho di bisogno. Vi ringrazio. Ogni quando arriva l'acqua? Dovrebbe venire ora lunedì, dovrebbe venire lunedì e martedì. Ma lei abita in un condominio o in una villetta sola? In una palazzina. E come mai non arrivano le autobotti e prima arrivavano? No, perché adesso le hanno tolti e l'AICA non li manda. Ma lei ha chiesto all'AICA, ha parlato con l'AIPA, ha telefonato qualche volta e che le risposte gli hanno dato? E mi dicono che hanno fatto la segnalazione e basta. La segnalazione a chi? Ai superiori, perché lei è un call center. Ah, ho capito. Quindi diciamo, ma ha parlato anche con l'amministrazione comunale di questo problema? Sì, ma ho parlato e loro mi hanno detto che devono andare all'AICA. Dipende tutto dall'AICA. Però io so che l'AICA c'è pure il comune di Porto Empedocle. Ok, quindi facciamo un appello, vediamo, ai signori dirigenti dell'AICA a prendere in considerazione questa sua protesta in via Siracusa 2. In via Siracusa 2 a Porto Empedocle. Ci fermiamo solo qualche istante per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. Parliamo di problemi sociali anche legati al momento storico che noi viviamo e in Sicilia è stato lanciato un allarme, l'allarme Hikikomori, perché sono centinaia i casi di adolescenti che hanno racchiuso il loro mondo all'interno della loro camera unitamente ad un oggetto telematico, e noi ne abbiamo parlato con Francesco Pira, sociologo e professore dell'Università di Messina.
I hikikomori rappresentano sicuramente un livello di allarme rispetto a tutta un'emergenza educativa che deve essere affrontata e deve essere affrontata al più presto. Questo termine giapponese che ci fa capire che ci sono ragazzi che rifiutano completamente il rapporto con la realtà, si chiudono in una stanza e comunicano con il mondo attraverso le tecnologie, creano un mondo nel mondo e loro non hanno bisogno di avere contatti con gli umani, vivono solo ed esclusivamente per i contatti virtuali. Tutto questo ci fa comprendere che stiamo attraversando un momento di grande disagio sociale. I dati ci dicono che sia preadolescenti che adolescenti sono molto fragili. E allora bisogna intervenire, bisogna farlo attraverso delle equip interdisciplinari che siano capaci di entrare nel meccanismo difficile di combattere questa fragilità. Ovviamente è necessario un'intesa fortissima tra scuola e famiglia e con il mondo delle associazioni, della Chiesa, con tutti coloro che si occupano di educazione. Bisogna scrivere immediatamente un patto educativo fortissimo, capace di dare delle risposte anche ad un fenomeno terribile come quello degli hikikomori che allontana completamente i giovani dalla realtà. Il questore di Agrigento ha emesso un decreto di sospensione della licenza per 15 giorni nei confronti del titolare di una discoteca della provincia. Il provvedimento è stato adottato a seguito dei controlli eseguiti tra il 9 e il 10 marzo scorsi dal personale della squadra amministrativa della questura, che ha rinvenuto 2 coltelli in possesso di 2 giovani subito identificati. Nella medesima serata altri 2 ragazzi minorenni sono stati rintracciati e identificati a seguito di un'aggressione avvenuta all'interno del locale nei confronti di un coetaneo che, a causa delle percosse subite, ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari che lo hanno giudicato guaribile con una prognosi di 27 giorni. Il questore ha pertanto ritenuto opportuno e necessario intervenire in favore dell'ordine e la sicurezza pubblica con la temporanea sospensione dell'attività, con l'obiettivo di scongiurare ulteriori turbative alla sicurezza dei cittadini. Adesso parliamo di cultura, di teatro. Con una folta cornice di pubblico si è chiusa ieri la stagione teatrale voluta dal Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi all'interno del Palacongressi di Agrigento, la cui direzione artistica è stata affidata all'attore agrigentino Gaetano Maroni, ed è stata anche un'occasione per fare un bilancio delle attività che hanno visto spettacoli di qualità e anche il coinvolgimento delle scuole. Sentiamo. Direttore, ultimo appuntamento di questa stagione teatrale al Palacongressi. Sì, oggi chiudiamo con l'ultimo appuntamento, la congestione del telefono. È stata una bella stagione, non lo credevamo, ci abbiamo creduto. Ringrazio tutti le persone che hanno contribuito a questo evento. Riaprire il Palacongressi non era facile, l'abbiamo fatto, abbiamo avuto ottimi riscontri, 4 sold out, quindi devo dire che è andata bene, quindi questo ci dà lo stimolo per fare meglio, ma già stiamo lavorando per il prossimo anno. Ecco, ma non solo teatro, anche jazz, insomma tante iniziative che avete fatto? Sì, la musica jazz, il cinema, ma devo dire anche una proposta culturale. Proprio in questi giorni abbiamo approvato la determinazione per riportare nella parte est del Palacongressi la biblioteca Luigi Pirandello. Entro la fine dell'estate i lavori saranno completati e il villaggio museo, il centro, il Palacongressi avranno un altro luogo culturale importante che ricorda il nostro drammaturgo, e quindi ci sarà anche la possibilità di un'apertura a una didattica nuova che riguarda una delle linee importanti del Parco della Valle, che saranno dedicate a Luigi Pirandello. Gaetano Maroni, che è il regista di questa serie di eventi teatrali qui al Palacongressi, si chiude questa sera con la concessione
del telefono. Ecco, un bilancio di questa tua esperienza qui al Palacongressi. Ma lo vedi, come si diceva una volta, mi ridono gli occhi perché la stagione è andata benissimo, 4 spettacoli, 4 sold out, grande appoggio del parco, grande appoggio del direttore Sciarratta, che io non so come riesca a fare tutto quello che fa. Io l'ho seguito essendo in tournée con lo spettacolo da fuori, continua a proporre delle grandissime iniziative sul piano culturale a 360 gradi, io faccio parte di una di queste, non irrilevante, che è quella che riguarda proprio il teatro, la mia professione, quello che so fare, e insieme abbiamo organizzato, secondo me, abbiamo dato alla città, restituito alla città un posto che meritava di avere di nuovo, un posto che proprio arriva alla vigilia di questa grande investitura di Agrigento Capitale della Cultura, poi arriva il momento giusto per diversificare e ampliare un'offerta che deve essere sempre più ricca, variegata, perché io ritengo che la competizione leale, l'emulazione alzi l'asticella, laddove non c'è mordente non c'è neanche proposta, non c'è neanche motivazione. Noi siamo per le motivazioni. La Concessione del Tempo è uno spettacolo morbido, divertente, con una compagnia straordinaria di attori siciliani. Alessio Vassallo era amatissimo da Camilleri. Abbiamo pensato che fosse lo spettacolo giusto per chiudere una stagione che io dico è stata fatta all'insegna del pericolo. Sentite bene, Agrigentini e affini, diceva Totò, del pericolo. Ogni serata che abbiamo proposto, lì veramente devo dire il direttore eroico perché non mi ha lasciato mai solo, ogni serata ha avuto un motivo di, come dire, di tensione, ma tensione positiva, laddove il teatro per noi non è un posto dove si dorme, ma è un posto dove anche la sensazione di pericolo che ci ricongiunge così alla vita, secondo me fa parte proprio della linea estetica che in qualche modo si è venuta a creare al Teatro Palacongressi, e a distinguerlo da altre proposte bellissime anche quelle, ma insomma noi siamo felici. Una masseria confiscata alla mafia nel Leccese, esattamente a Copertino, accoglierà una mostra dedicata a Rosario Livatino. Sub tutela Dei, il giudice Rosario Livatino è il titolo della rassegna che si terrà fino al 21 aprile ed è promossa dalla Caritas della diocesi di Nardò Gallipoli, e proprio lì da domani a domenica sarà esposta la camicia che indossava il magistrato al momento dell'omicidio. E per tutta la settimana, in collaborazione con le capitanerie di porto, le scuole e tante altre istituzioni, Mare Vivo Sicilia ha organizzato delle iniziative per commemorare la Giornata Nazionale del Male, coinvolgendo migliaia di studenti a Palermo, Mazara, Sciacca, Patti e Marsala. Tutto ciò al fine di sensibilizzarli ad un maggiore rispetto dell'ambiente. Tindaro la Grua, chi era, la sua importanza, il suo contributo alla crescita sociale. Ieri c'è stata la presentazione del libro di Diego Guadagnino. Oggi è stato presentato il suo libro su Tindaro la Grua, un momento di grande attività culturale che si è registrata qui alla Biblioteca Lucasiana con diversi interventi di grande spessore. Sì, oggi l'evento, diciamo, è andato veramente bene. È la seconda volta che io ad Agrigento presento il mio libro, perché alcuni anni fa ho presentato anche Il Fabbro e le formiche, un libro su Domenico Cigna, un penalista del Foro di Agrigento. E adesso questo è il secondo evento culturale che vede protagonista una mia opera letteraria. Io mi auguro che, perché verrà letto, che i lettori possano trarre quel profitto che ogni autore si augura che venga tratto dal libro da ogni lettore. Beniamino Biondi tra i relatori di questa interessante presentazione del libro di Diego Guadagnino su Tindaro la Grua. Sì, questo volume di Diego Guadagnino è una ricapitolazione estremamente interessante sul tema dell'identità, in una storia in cui le identità personali rimbalzano sino a sfumare e a diventare esattamente contrapposte all'idea originaria dell'essere umano. È un romanzo sulle identità frammentate
e sul modo in cui questi rovesciamenti possono ancora oggi suggerirci qualcosa su ciò che siamo e sul modo in cui rapportiamo l'essere umano al mondo. È un romanzo che nasce da una trama di natura poliziesca, ma si sviluppa sostanzialmente come un vero e proprio racconto filosofico, ed è proprio nei meandri e nelle tessiture di questo racconto che Diego Guadagnino riesce a strutturare un'opera molto innovativa dal punto di vista linguistico, ma direi anche interessante e suggestiva dal punto di vista dei contenuti culturali che essa può veicolare. Oggi questa interessante iniziativa dove si è parlato del libro dell'avvocato Guadagnino su Tindaro la Grua. Il mio intervento non sarà specificamente sul romanzo, ma sulla biografia, diciamo, formativa, culturale, sul percorso culturale dell'autore. Perché questo? Perché io penso che per capire in profondità il pensiero che traspare nel libro bisogna inquadrarlo in tutte le sue opere precedenti e addirittura, come dicevo, nelle sue precedenti fasi del percorso intellettuale, e sono tre fondamentalmente: quello giovanile della formazione, diciamo, cattolica, quello che deriva un pochettino dalla madre, dalla famiglia, dagli ambienti che frequentava da piccolo. Il secondo invece è quello che corrisponde grosso modo all'adolescenza, in cui passa da, diciamo, una formazione spirituale cattolica a un'altra, che è quella dell'utopia comunista, che si capisce bene la differenza enorme fra le due formazioni. Dopodiché, con la crisi del lungo 68 che finisce da noi in Italia nel 77, Guadagnino attraversa la crisi che un po' attraversano tutti i giovani di allora, che è la crisi delle ideologie. Intanto questo periodo corrisponde poi con l'inizio della sua professione di avvocato, e quindi questa è una professione che lo assorbe fondamentalmente tutto il suo tempo. Però diciamo, nei ritagli di tempo fra un processo e l'altro trova lo spazio per diciamo, un approfondimento culturale e quindi per la costruzione di una sua visione del mondo nuova, una visione del mondo che ha come riferimento un filosofo che è Spinoza. E questa presenza di Spinoza c'è un po' in tutte le sue opere, sia nelle sue opere poetiche, specialmente in Apocrifi, che è la sua seconda silloge, sia nel primo dei suoi due romanzi, che è I filosofi della quarta sezione, dove lui all'interno di una trama evidentemente romanzesca chiarisce in che cosa consiste il suo peculiare spinozismo. E quindi, per ritornare alla domanda iniziale, la grua, cioè noi possiamo capire le opere più approfonditamente dell'autore se ne conosciamo la biografia intellettuale. E domani alle ore 19 presso la Sala Concordia del Palacongressi di Agrigento si terrà un concerto di beneficenza in memoria di Paolo Valenti. L'iniziativa è organizzata dalla 10ª circoscrizione del distretto Lions 108 YB Sicilia, e il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Lions a sostegno della lotta contro il cancro infantile. Un museo in memoria di Ayrton Senna a Siculiana, che è stata la città che diede i natali ai suoi avi. Sindaco, tra le mani tiene una rivista molto importante, il Venerdì di Repubblica. In prima pagina Ayrton Senna, che diventa cittadino onorario post mortem di Siculiana. Che storia c'è alle spalle? C'è una bella storia, una storia come tante, una storia di una famiglia, di una giovane Giovanna Magro, che a 18 anni alla fine del 1800 decide con la famiglia di emigrare. Come tante storie, è una storia che però porta con sé anche le radici di un mito, Ayrton Senna. È una storia che stiamo riscoprendo grazie a una ricerca e che diventerà anche un museo.
Abbiamo intrapreso una collaborazione con la famiglia Senna, con la fondazione. Questo ci consentirà di allestire un museo con elementi molto originali e particolari, per cui ancora una volta le nostre radici diventano anche uno strumento di sviluppo turistico, e questo sicuramente consentirà a Siculiana, che lo dico senza modestia, ha una bellissima costa, vanta una riserva come Torre Salsa molto conosciuta in tutto il mondo, però anche una storia che parte dal suo centro storico e delle tante personalità che qui hanno avuto, come dire, proprio le radici. Per Siculiana cosa rappresenta? Ma rappresenta tantissime cose. Intanto, come dicevo, noi rientriamo tra i comuni per il turismo delle radici, e questo è sicuramente un primo passo, un tassello molto importante visto la personalità di Senna. A me interessa dire anche i valori che Senna portava con sé, di amicizia, di solidarietà, di attaccamento alla famiglia, della fede, perché anche attraverso la ricerca abbiamo scoperto questi valori che poi lui nella sua vita ha portato avanti attraverso tante iniziative con la fondazione che porta il suo nome. E quindi significa questo, significa anche offrire, aprirsi al mondo con una storia originale. Abbiamo individuato l'immobile dove la famiglia Senna risiedeva, quindi c'è tutto un progetto che, oltre all'allestimento previsto all'interno della torre dell'orologio, ci sarà anche un museo diffuso con diverse tappe per scoprire tutta la storia e farla rivivere ai visitatori. E adesso la pagina dello sport, le notizie di calcio dall'Akragas e la panoramica di Carmelo Lentini. Turno di riposo per l'Akragas di Marco Coppa. La compagine De Templi, che ha raggiunto con il pari interno, appunto con la Cireale, la sospirata salvezza anticipata, avrebbe dovuto giocare contro il Lamezia Terme. La squadra calabra si è ritirata da tempo, come si ricorderà, dal torneo. Comunque l'Akragas ritornerà in campo domenica prossima contro il San Luca. Intanto stagione finita anzitempo per il giovane attaccante dell'Akragas Gabriele Marrale, che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Era stato programmato da tempo e, dovendo osservare un minimo di 3 settimane per recuperare, si è pensato di anticipare l'intervento, e per cui la sua stagione è terminata, ma poi ritornerà in sede più forma che mai. Ritornando al campionato, in settimana il giudice sportivo ha fermato per 4 settimane il tecnico delicata Pippo Romano, che chiude anzitempo la stagione. Per quanto riguarda l'Akragas, invece, è stato squalificato per un turno Alessio Mannina. Comunque, in sintesi, queste le gare in programma per questa domenica: Città del Cireale, Real Casalnuovo, Gioiese contro il Città di Sant'Agata, il Canicattì sarà impegnata a Reggio Calabria contro la Fenice Amaranto, il Licata in casa contro il Ragusa, la Novegea Virtus contro il Locri, Portici Trapani, San Luca Vibonese, Siracusa Castrovillari, riposano Akragas e San Grataldese. A 3 giornate invece dalla conclusione del campionato di eccellenza Girone A, i giochi sono praticamente fatti, con la Nissa che vola direttamente in Serie D. Con ben 9 punti di vantaggio sulla Pro Favara, domenica pomeriggio i tifosi biancoscudati nel proprio campo potranno finalmente festeggiare assieme ai propri beniamini. È stata una lunga cavalcata dopo una stagione esaltante. La Nissa ospiterà la super giovane Castelbuono. Torna a giocare tra le mura amiche la Pro Favara contro il Casteldaccia, mentre l'Unità si sciacca è impegnato sul campo dell'Accademia Trapani. Termina qui il nostro giornale, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che la nostra informazione può essere seguita in tanti modi. Sul 93 di Video Sicilia, il nostro telegiornale che va in onda alle 15, alle 20 e alle 9 del mattino. Poi in tutta Italia sul canale 268 delle Smart TV, al link TV locali e poi TVA, e ovunque nel mondo, come sempre diciamo, sul sito www.televideoagrigento.tv. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon weekend.